Zetulaga, bel lavoro Zetulaga, un dribble avrebbe fatto meglio Zetulaga a metterlo la palla dopo il primo dribbling. Urlo pro patria, sta un po'. Minetti Altiniero, bel lavoro di Minetti, prova a ripartire la pro patria. Torrent, attenzione, la palla è buona per Zetulaga, palla su Zetulaga, Zetulaga, sentite la gioia di gusto. Nel settore della curva della
possibile, speriamo ancora, salvezza, il Giù, come se fosse una scuderia, se ne va, Bella Vista, bravissimo, eccezionale Bella Vista, incredibile, una corsa di 50 metri al 49esimo minuto di gioco, è così, andiamo con il Verona in avanti, 49 minuti, amici di Piazza Lente, controllate il vostro cronometro, sono stati 6 minuti di recupero, e sempre ancora Minetti, tiene palla, pesca Volante in area di rigore, Volante, fuori per ancora Titulaev vicino al gol, ancora il Verona, Altinier, il suo suggerimento, il rilancio, ma c'è ancora Bella Vista, Maestoso che prova la conclusione, ha fatto bene Bella Vista, e intanto segnalato un altro minuto, Luca Mantovani al mio cronometro manca un minuto, però bisogna ricordare la sospensione dell'arbitro perché aveva visto dei tifosi del Verona Rispetto ai 6 minuti di vantaggio manca ancora un minuto, non ho visto altre segnalazioni dell'arbitro. Amici, preparate le bottiglie, il Verona resta in cima, una partita incredibile. Altinier ci prova, tiene palle, Corrent anche lui là a cercare di recuperare questo pallone, 50 minuti e 38 secondi, riparte la Pro Patria, deve far palla, Minetti, trattiene l'avversario, regola del vantaggio, conclusione con deviazione, ancora Minetti che lotta su questo pallone, calcio di punizione per il Verona per un fuorigioco di